Ciao tifosi del Napoli, iscriviti al canale, metti mi piace al video così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli, Inter e Juventus, tra gli altri, e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky. La finale di Champions League? L'Inter è sicuramente la favorita, ha più esperienza e diversi giocatori che hanno già disputato finali. Per il calcio italiano è importante avere una squadra in finale di Champions League. Speriamo che possano portare a casa il trofeo, ne abbiamo bisogno. Il PSG è una squadra forte, con un allenatore bravo ed esperto. Ma le finali non contano solo come ti prepari, ma anche come le giochi. E soprattutto, le finali non si giocano, si vincono. Bisognerà capire chi saprà gestire meglio la pressione. Il match point del Napoli per lo scudetto? Si parlava delle tensioni della Champions League, ma ci saranno tensioni anche per questa sfida scudetto. Il Napoli gioca in casa contro un Cagliari già salvo, ma questo non significa nulla. Dovranno scendere in campo, fare cose semplici e vincere la partita. I tifosi possono dare un grande contributo. Il miracolo di Ranieri a Roma? Il signor Ranieri ci ha già abituati a tanti miracoli. A Roma se la cavò molto bene. Con la sua semplicità riesce a trasmettere serenità all'ambiente e ai giocatori. La Roma ha una rosa forte e la bravura di Ranieri è stata proprio questa, trasmettere tranquillità a tutto il gruppo. Hai vinto un campionato punto per punto. In questo caso il Bernabéu è stato fondamentale. In quell'esperienza il mister Capello è stato decisivo. Stavamo perdendo all'intervallo, ci ha tranquillizzato e ci ha dato il massimo supporto. Da questo punto di vista il Napoli può stare tranquillo, ha un leader come Conte in panchina. Come vedi la lotta per la sopravvivenza negli ultimi 90 minuti? La gestione sarà fondamentale. Avevo alcuni giocatori che mi davano al massimo 15 minuti. Fortunatamente, Davis è sceso in campo e ha segnato, nonostante fosse infortunato. La gestione dei giocatori è stata decisiva. Il futuro di Conte a Napoli è legato allo scudetto? Antonio è sicuramente un ragazzo intelligente. Ha gestito bene la squadra e anche un club che, negli ultimi anni, ha avuto qualche difficoltà di comunicazione. Conte chiede giustamente garanzie. È un allenatore che dà tanto, ma pretende altrettanto. Qual è la vostra opinione? Napoletani? Sei d'accordo con lui? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!